Alzo gli occhi e vedo una stella che brilla lassù nel cielo. Vedo un santo vestito di bianco che brilla più di una stella. E lui la luce che splende nel buio, la luce che viene a dare la vita, la via preparate al nostro Signore. E lui la parola incarnata per noi. Sì, io non conoscevo il tuo nome, il tuo grande amore, sì. Quella luce è entrata in me, mi ha dato la vita, sì. Quale immenso dono è stato per la mia libertà. Apro il cuore alla sua voce e sento che mi disseta. Ho creduto che mi ha salvato, mi ha dato acqua viva. E il Padre ha amato il mondo intero, ha dato il suo unico figlio per me. La luce è venuta nel mondo perduto, ma chiunque lo ama diventa suo figlio. Sì, io non conoscevo il tuo nome, il tuo grande amore, sì. Quella luce è entrata in me, mi ha dato la vita, sì. Quale immenso dono è stato per la mia libertà. Io non conoscevo il tuo nome, il tuo grande amore, sì. Quella luce è entrata in me, mi ha dato la vita, sì. Quale immenso dono è stato per la mia libertà. Quale immenso dono è stato per la mia libertà. Quale immenso dono è stato per la mia libertà. Andiamo a prendere 2 Cronache, capitolo 7, versetto 1. Quando Salomone ebbe finito di pregare, dal cielo cadde un fuoco che consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. I sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Tutti i figli di Israele, quando videro il fuoco scendere e la gloria dell'Eterno posarsi sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e lodarono l'Eterno, perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. Ripetiamolo insieme, perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Di nuovo, perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. Qualche anno fa, la maggior parte di voi non c'era, qua dentro è successo un miracolo. Mentre invocavamo lo Spirito Santo, è veramente comparsa questa nuvola, c'è stata una leggera nebbia. È desideroso di riprovare questa esperienza, di avere di nuovo in mezzo a noi lo Spirito Santo. Ho avuto nel cuore di leggervi questo brano. Quindi oggi sarà una predica un po' diversa. Avete visto che abbiamo fatto la cena del Signore prima e non dopo, perché questo brano ci dice che prima c'è stato il sacrificio e poi è venuto la nuvola. Quindi prima è salita la gloria di Dio per mezzo di Gesù Cristo sulla croce e poi è sceso lo Spirito Santo. Oggi abbiamo fatto così perché prima abbiamo voluto ricordare quell'evento,
perché oggi vogliamo rivivere l'evento del fuoco che scende dentro il Tempio, e questo luogo deve essere ripieno di Spirito Santo. Amen? Perché dentro di noi, anche dentro di noi, come Tempio dello Spirito Santo, certe volte ci svuotiamo e questo Tempio rimane vuoto, senza nuvola. Rimane il Tempio dello Spirito Santo, c'è la fiamma accesa dello Spirito Santo, ma manca il fuoco, quello vero. Oggi noi vogliamo riaccendere questo fuoco, lo vogliamo fare riscaturire di nuovo. In questi giorni ho pensato da solo, in realtà senza coinvolgere Marindanetta, ma anche se in alcune cose gli ho spiegato quali sono le cose che voglio fare, e arrivato a un certo punto mi sono detto: non siamo pronti. Non siamo pronti. Però mi è venuta in cuore un'altra parola. Gli apostoli non erano pronti. Si sono trovati impreparati, ma allo stesso tempo preparati. Per cui sono stato incoraggiato dallo Spirito Santo a portare avanti alcune cose, perché anche se non siamo pronti, lo Spirito Santo ci darà la prontezza giusta. Amen. Voglio leggere con voi un altro brano, 1 Re, capitolo 18, dal versetto 31, è lungo, io ho scelto solo questo pezzettino. Poi Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fossato della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 brocche d'acqua e versate sull'olocausto e sulla legna. Di nuovo disse: fatelo una seconda volta. Ed essi lo fecero una seconda volta. Egli disse ancora: fatelo per la terza volta. Ed essi lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora, in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: o Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei il Dio di Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondi, o Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Allora cadde dal cielo il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fossato. A tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Quindi Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, non lasciate scappare nemmeno uno. Così essi li presero ed Elia li fece scendere al torrente Kishon, dove li scannò. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Amen. Mi vengono i brividi a leggere questo brano, perché ci sono delle indicazioni importanti. Oggi il professor Antonietta ha detto di non accumulare diamanti, e lei non lo sa che io avrei parlato delle cose preziose oggi. E lei non lo sa che io oggi avrei detto che le cose preziose non devono essere accumulate. Quindi questa è una parola che oggi ci deve toccare, perché viene da parte dello Spirito Santo. È una cosa seria. Vuol dire che noi accumuliamo veramente le cose preziose. Fu un tempo, quello di Elia, particolare, perché c'era Acab, che era un re estremamente malvagio di cuore, di mente, ed era condotto da una donna, la moglie Jezebel, che era più malvagia di lui. E odiavano profondamente Dio, avevano fatto degli altari a Baal e a Asherah, ed erano così malvagi e ripieni dello spirito del diavolo che non potevano vedere Elia, e avevano ucciso anche tutti i profeti che si trovavano in Israele. Ne erano scampati solo 100. Questo brano ci dice una cosa: offrire se stessi. Il torello è vero, rappresenta Gesù, ma vuol dire anche offrire noi stessi, perché noi, come Gesù, dobbiamo prendere la nostra croce e seguirlo,
Anche noi dobbiamo metterci lì davanti a quell'offerta ed essere un sacrificio vivente per Dio. Dile alla persona accanto a te, devi essere sacrificio. Questo significa che noi ci dobbiamo sacrificare per la cosa del Signore. Amen? Qualcuno dica amen. Perché noi viviamo per essere un sacrificio vivente. Noi non viviamo per i nostri piaceri. E anche se il Signore ci accontenta qualche volta, molte volte, nella nostra vita e riempie la nostra vita anche di beni materiali, di beni spirituali, noi non viviamo per queste cose. Noi viviamo per il cielo. Noi siamo diventati ambasciatori, noi ormai siamo legati a senso unico con Dio, con Cristo. Quindi dobbiamo offrire noi stessi in prospettiva della croce, perché il legno rappresenta il legno della croce. In prospettiva della promessa, le 12 pietre rappresentano la promessa fatta ad Israele, a Giacobbe, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come nuovo popolo, come popolo santo, come popolo santificato, come popolo di Dio. Ancora, nell'impossibile, dobbiamo offrire noi stessi consapevoli anche dell'impossibile. Chi butterebbe mai dell'acqua su del legno sapendo che quel legno non poteva prendere fuoco? Elia, che cosa aveva detto? Che colui che faceva scendere il fuoco dal cielo, quello era il rappresentante di Dio e quella manifestazione era veramente divina. Ora uno che butta l'acqua nell'offerta vuol dire che non vuole fare vedere la presenza di Dio. La impedisce. E invece Dio fa una cosa miracolosa, nelle cose impossibili ha fatto crescere il popolo, ha fatto vedere che si poteva fare. E ancora per la gloria di Dio, non per la propria. Elia ha fatto quello che ha fatto non per se stesso, per Dio, per dimostrare che Dio era Dio ed era Dio perfetto. E il fuoco è sceso. Quindi sei pronto al risveglio? Sei pronto al risveglio? Amen. Amen. È sufficiente anche un bel sì? Sì. Amen. Al versetto 5 noi leggiamo che Acab disse ad Abdia: va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti e in tutti i corsi d'acqua. Forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremmo uccidere nessuno dei nostri animali. Quindi va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti e tutti i corsi d'acqua. Forse troveremo erba. Dì alla persona accanto a te, erba. A che serviva l'erba? Per non far morire i cavalli, i muli e tutti gli animali. Non c'era neanche l'erba. Che cosa? Niente vi dice questo. Noi certe volte abbiamo erba in abbondanza, abbiamo tanta erba e neanche la offriamo al Signore. Elia ha fatto una cosa, ma l'hanno fatta anche i profeti di Baal, c'è da dire che l'hanno fatta anche loro. Elia ha fatto una cosa incredibile, ha preso un torello, anche i profeti di Baal hanno preso un torello ed era no prezioso, di più, perché era raro avere animali vivi, perché era rara l'erba per portarli, per nutrirli. Non ce n'erano torelli, soprattutto che erano piccoli, quelli andavano conservati per il futuro. E invece che cosa fanno? Prendono il torello e lo sacrificano, sia gli uni che gli altri. Ok? Che vuol dire questo? Il torello vuol dire dare le cose importanti a Dio, dare la parte migliore, quello che sembra che per noi sia importante, il torello, quello che ci serve certe volte anche per vivere, il tempo che ci serve per vivere, il tempo che ci serve per fare le nostre attività. Il Signore vuole che certe volte evitiamo le nostre attività per fare le cose del Signore. Questo vuol dire il torello, prendere il torello e metterlo sulla brace. Naturalmente però questo lo fanno anche i pagani, l'hanno fatto i profeti di Baal, perciò se lo sanno fare i profeti di Baal e non hanno ottenuto niente da Baal,
L'ha fatto Elia per il Signore e ha ottenuto dal Signore. Quindi se noi non lo facciamo per Baal, qualcuno dica amen. Noi non lo facciamo per Baal, noi lo facciamo per il Dio del cielo. Noi otteniamo il tempo che noi sprechiamo, tra virgolette, che non è spreco, ma per loro era uno spreco perché era cibo fondamentale. Per il Signore è un guadagno, per noi è un guadagno. Tu devi dare il tuo tempo, le tue risorse, quelle che tu spendi per la tua vita, devi evitarle per la tua vita e devi darle al Signore. Sarai ricompensato. Ma anche se non sei ricompensato, ascoltami. Anche se non sei ricompensato, tu hai accumulato un tesoro nel cielo per te. E hai accumulato un tesoro per le persone che ti guardano. Hai accumulato un tesoro spirituale attorno a te. Non è perso, non è mai perso. Quindi va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti d'acqua e tutti i corsi d'acqua. Forse troveremo erba, acqua. C'erano 3 anni, ci sono stati 3 anni di siccità. Per 3 anni non ha piovuto. Acab nella disperazione ha mandato Abdia a cercare sorgenti d'acqua che non c'erano pochissime. Allora che cosa succede? Quello che non fanno i profeti di Baal fa Elia. Che cosa fa Elia? Prende le cose preziose. Perché se il torello erano le cose fondamentali della vita, l'acqua era la cosa preziosa. Guardate che non vi sto scherzando, ho scritto proprio offrire il prezioso. Perché un'oretta al Signore abbiamo la capacità di toglierla durante la giornata. Ma togliere quello che non abbiamo è complicato. Elia, al contrario dei sacerdoti di Baal che erano 400, Elia ha offerto quello che era prezioso per la nazione in quel momento, quello che non andava sprecato neanche a morire, cioè l'acqua era diventata una cosa estremamente preziosa, estremamente rara, estremamente difficile da recuperare, e lui che cosa fa? La butta nell'altare, riempie addirittura il fossato. E il Signore ci chiama e ci dice: ma tu come pretendi il fuoco dal cielo se neanche dai le tue cose preziose? Cioè, se andiamo di livello, se prima il Signore ci ha chiesto le cose importanti della vita, possiamo trovare il modo per dargliele, perché lo fanno i pagani, non capisco perché non lo possiamo fare noi, ma le cose preziose, cioè sacrificare se stessi nelle cose preziose. Proprio quando noi diciamo no, questo non si può fare, allora vuol dire che è quello che il Signore vuole. Se no il fuoco non scende. Eppure Dio ci ha dato suo figlio che era prezioso. Amen. Gesù era preziosissimo. Lo è ancora tuttora, ma l'ha dato in mano al diavolo. Ci siete? Il fuoco non può scendere se dentro di noi non diamo quella parte del nostro cuore, quella parte di noi che è estremamente intima, preziosa. Ma non è finita. I profeti di Baal sono l'immagine dei nostri peccati. Sono l'immagine dei peccati di Israele in quel tempo. Rappresentano l'idolatria più idolatria che ci poteva essere. E quindi, dopo che scende il fuoco, il popolo ha fatto una cosa che per noi oggi è assurdo, ma spiritualmente ha un significato. Ha tolto di mezzo i profeti di Baal. Oggi, mentre è arrivata a un certo punto, mia moglie se n'è andata perché doveva fare alcune faccende, e proprio su questo punto mi sono fermato e ho detto ma. Ho pregato dentro di me questo brano perché volevo capirlo meglio. E ho scoperto una cosa. Lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto: guarda che non erano pronti. Il popolo Israele non era pronto.
Adesso come non era pronto? Non era pronto, perché se era pronto non ci sarebbe stata la necessità di fare questa facciprova, questa prova. Non era necessario che Elia dicesse al popolo: vediamo qual è il vero Dio. Non erano pronti. Non immaginavano neanche minimamente che sarebbe successo qualcosa. Erano messi là solo come spettatori. La cosa che li ha stravolti è stato il fuoco. Non è possibile. È sceso il fuoco. E ora? E ora? Dopo che scende il fuoco, che cosa è successo? E gli ha detto: prendeteli e uccidete i profeti di Baal. E non erano pronti, perché tutto pensavano, tranne che dovevano uccidere i profeti di Baal. Anzi, nella loro mente c'era che probabilmente 401 Elia doveva morire. 401 loro pensavano: tanto Elia perde, tanto Elia non ce la fa. Pensate che i 400 profeti di Baal si erano pure tagliati le vene, fatto uscire sangue per invocare un demone. E non è successo niente. Elia ha offerto le cose giuste. I profeti di Baal hanno offerto le cose sbagliate. Certe volte pare che il Signore vuole il nostro sangue. Il Signore non vuole il tuo sangue. E per il tuo sangue già è morto Gesù e ha dato il suo sangue. Amen. 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 Gesù non lo vuole il tuo sangue, Dio non pretende il tuo sangue, vuole cose che puoi dare, ovvero vuole il tuo tempo, le tue cose importanti, le cose importanti della tua vita le devi mettere da parte per Lui, e le tue cose preziose, i diamanti, come ha detto il profeta Marindonietta, e i tuoi diamanti. E fino a quando tu non darai questa parte di te, che può sembrare chissà che cosa, ma non è così, perché Elia li ha trovati. Non è che è andato a cercare come ha fatto, come si chiamava? Abdia. Non è andato in giro per il mondo a cercare torelli, acqua, erbe e via dicendo. Cioè, lui ci è andato e non li ha trovati, ha trovato poca roba. Elia ha trovato subito quello che ci serviva. Non devi fare nessun sacrificio, il sacrificio l'ha fatto già Gesù. Quindi il fuoco ci mette davanti ad una condizione. Dobbiamo togliere le cose della nostra vita che non vanno. Dile alla persona accanto a te: togli le cose dalla vita che non vanno. Non sei pronto, come non lo erano gli israeliti, ma l'hanno fatto. E che succede quando noi facciamo così? Poi disse: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Poi scende la benedizione. Poi scende la benedizione su tutto il popolo. Quando noi sacrifichiamo la parte di noi che il Signore vuole che gli diamo, il torello che è in noi lo dobbiamo dare al Signore, i diamanti che sono in noi, le cose preziose che sono in noi, l'acqua rara che è in noi la dobbiamo offrire al Signore, e allora può scendere di nuovo l'acqua dal cielo. Vedete che veniamo ricompensati di quello che manchiamo, del tempo che diamo, dei soldi che diamo, delle capacità che diamo. Veniamo ricompensati nella misura non uguale, di più. L'acqua scende in abbondanza e fa crescere l'erba. Se cresce l'erba, gli animali si possono nutrire. Se si possono nutrire, si moltiplicano. C'è ricchezza nella nostra vita quando rinunciamo alla nostra ricchezza. C'è la moltiplicazione. Quando noi rinunciamo alla nostra ricchezza, Dio sviluppa ricchezza in noi. Amen. C'è un altro evento nella Bibbia. Si trova in Atti, capitolo 2, versetto 1. Come giunse il giorno di Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. All'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparve loro delle lingue di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro.
Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Amen. Certo, questo è stato il primo fuoco. Questo è stato il fuoco della Pentecoste. Un evento del genere non si è più ripetuto nella storia, però lo Spirito Santo è sceso. Noi siamo eventi unici. Tu sei un evento unico. Per mezzo di te il Signore può parlare alle persone e toccarle. Dopo questo evento uno si è alzato di loro e ha fatto una predica. Dov'era il torello qui? Il legno, l'acqua, le pietre, dov'erano? Era Gesù. Gesù era il torello sacrificale, Gesù era la croce, Gesù era l'acqua e Gesù era la pietra, la promessa. Quindi Gesù ha fatto tutto. Il fuoco è sceso nella loro vita perché hanno accettato quel tutto di Gesù. Amen. Quindi gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Al versetto 37, essi, udite queste cose, abbiamo detto il discorso di Pietro, ora essi, udite queste cose, furono compiuti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi ciascuno di voi, sia battezzato nel nome di Gesù per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli, e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa generazione perversa. Quelli dunque che ricevettero la sua parola, lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Amen. Quindi è sceso il fuoco, perché loro hanno dato la loro vita a Gesù. Loro solo questo dovevano fare, dare la parte di loro che Dio pretendeva, voleva per il suo compito, per la sua missione. Loro hanno dato la loro vita, hanno dato di più. Pietro ha anche rinunciato, tra virgolette, ad una vita tranquilla da passare con la moglie, con i figli. Lo sapevate che era sposato Pietro, vero? Non sappiamo se aveva figli, ma ha rinunciato ad una vita agiata perché stava bene. Se voi andate a vedere la casa di Pietro, era una gran bella casa. Forse era la più bella del villaggio. Parliamone chiaro, era ricco. I soldi non gli mancavano. Non era un povero ignorante come tanti credono, o ci fanno credere. Era abbastanza ricco, abbastanza capace negli affari, era stupido, che è diverso, va bene? Ogni tanto ci venivano, ma perché è fatto di carne pure lui. Era una persona che sapeva il fatto suo. Lo Spirito Santo poi ha messo quello che mancava in lui. E che è successo? È scesa la pioggia. Ma come è scesa la pioggia? Perché Paolo, che è successo? Quindi il sacrificio di Gesù, Pietro, il sacrificio di Gesù, il fuoco. Poi Pietro dice, ravvedetevi dai vostri peccati, quindi c'è l'eliminazione dei profeti di Baal e poi c'è il battesimo, quindi il togliere i profeti di Baal significa anche ricevere il battesimo in acqua e poi c'è il battesimo di fuoco, il cambiare vita e il battesimo di fuoco. Ho saltato poco fa un passaggio dove dice, guardate, quindi Elia disse loro, prendete i profeti di Baal, non lasciate scappare neppure uno. Così essi li presero ed Elia li fece scendere nel torrente Kishon. Quindi questa immagine del peccato, della nuova vita, del togliere le cose vecchie per mettere le cose nuove. Quindi c'è un processo, la parola, il ravvedimento, la nuova nascita, lo Spirito Santo. Noi siamo. In noi già la parola ci dovrebbe essere abbondantemente. Il ravvedimento idem con patate. La nuova nascita ci mancasse pure, abbiamo detto poco fa che nessuno mette in dubbio che siamo salvati, ok? Dobbiamo fare scendere il fuoco su di noi. Certe volte perché non scende il fuoco? Perché c'è il fuoco, il primo fuoco è sceso su di noi, ha acceso l'altare dei sacrifici, ha preso fuoco, ma poi ci addormentiamo e abbiamo bisogno dell'unzione.
Abbiamo bisogno che questo fuoco rimanga acceso. E quindi è come se dobbiamo ricominciare di nuovo il ciclo. Siccome ormai siamo salvati, siamo in estasi, già portati nei cieli, gloria a Dio, è pure vero, però non leggiamo tanto bene la parola, non la meditiamo come dovremmo. E mancando questo passaggio giustifichiamo i nostri peccati, perché la parola di Dio ce li rivela e ci dice guarda che qua è sbagliato. Se non leggiamo la parola di Dio i nostri peccati non vengono alla luce, quindi ci giustifichiamo, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Se ci giustifichiamo spiritualmente, è vero che siamo nati di nuovo per il regno dei cieli, ma spiritualmente siamo morti, o mettiamo a tacere lo Spirito Santo in noi e abbiamo bisogno di nuovo del fuoco, della pioggia. Ognuno di noi oggi deve fare una cosa diversa. Basta. Perché da qui a poco il Signore farà delle cose per cui noi non siamo preparati. Ve lo dico io. Non siamo preparati, non siamo pronti per niente. Ma lo Spirito Santo le farà uguali. Perché questa parola è da una settimana che me la dice il Signore. Io lo farò lo stesso, siete pronti o non siete pronti? Vi dovete svegliare. Vi dovete mettere in mente che dovete dare la parte che spetta della vostra vita a me. Il Signore vi chiede la decima della vostra vita, non solo dei soldi. Perché i soldi il Signore non ha che farsene, li produce Lui. La zecca del cielo è più potente della zecca europea. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo con tutto il cuore, ti adoriamo. Gloria all'Onnipotente, gloria al Re, gloria al Santo. Benedetto nei cieli, benedetto sulla terra. Benedetto in ogni luogo, tu sei santo, Signore. Meraviglioso sei Dio, glorioso. Sei tu che suoni la musica dentro di noi, che parli dentro di noi. Per te respiriamo e viviamo per te. Gloria al tuo santo nome, Signore, sei degno. Chiudiamo gli occhi. Chiudi gli occhi e fatti portare nei cieli dallo Spirito Santo. Gloria a te, Alleluia. sei meravigliosamente. Il Signore dice: io sono il tuo consolatore. Alleluia. Perché temere l'uomo? Io sono il tuo consolatore. Io veglio su di te. Io ti proteggo. Io ti sono amico. Gloria a te, Signore. Stai vicino a me. Abbi fede, fidati. Non temere. Non temere. Tutto ciò che compie l'uomo è solo un soffio, ma ciò che compio io rimane in eterno. Amen. Gloria a te, Gesù. Alleluia, grazie Gesù.
Vieni, Spirito, vieni, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, no. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio, no. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Riempi il cuore mio, riempi la vita mia e risvegliami con la forza tua. Tu sei re in me, tu sei santo in me. Vieni Spirito, toccami Signore. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Riempi il cuore mio, riempi la vita mia e risvegliami con la forza tua. Tu sei re in me, tu sei santo in me. Vieni Spirito, toccami Signore. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Vieni in me, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. E risvegliaci con la forza tua. Vieni Spirito, toccami